Dopo i campionati di eccellenza e promozione hanno preso il via domenica scorsa quelli di prima e seconda categoria. In prima categoria esordio positivo per le Agrigentine, Atletico Aragona, Empedoclina e Gemini. Due vittorie e un pareggio ottenuto in campo esterno è il bilancio della prima giornata. L'Empedoclina espugna con il classico risultato 2-0 il Grisone di Termini Imerese, superando con un gol per tempo la Termitana. Per i Granata di Portelli e Termini sono andati in gol il capitano Marco Ferrera, che ha trasformato un calcio di rigore, e Caloggerino Pagano, autore della rete del 2-0, ribadendo in rete la respinta dal palo sulla punizione calciata da Mariano Ferrera. Debutto vincente per l'Atletico Aragona di Fabio Speranza, che al Totorrusso supera per 1-0 il Real Campofelice. A decidere le sorti del match a 7 minuti dalla fine, il gol del giovane classe 2000 Scuola Aragona Cristian Giovinazzo. Esordio positivo anche per il Gemini di Pieralberto Ancona, che ottiene un punto nel derby montano contro il Castronovo di Sicilia. In seconda categoria pareggio interno 1-1 per il Muxar di Sant'Angelo Muxaro contro l'Alia. Nel girone A perde 3-1 il neopromosso Sambuca di Sicilia ad Alcamo. Il Real Menfi del presidente Massimiliano Todoro è stato fermato in casa 1-1 dal Custonacci.